Caigo sul Sil. Una mattina grisa de Zenaro e il Caigo e il ga vestirà un nisciol sueciare acque del Messil, geoso de assobessa. Un sciapo de cocai, rabbiosi, se buttaso a picco per ciapare un pessetto dormesà. Una scardoita innamorata passa senti in tabarada e avarda indifferente e ava de fretta. Ancuo siamo tutti così, ori cocai imbriaghi del Caigo. Avete sentito dei versi antichi detti da Glauco Stefanato, un uomo innamorato del Sile e del suo paese. Ebbene sì, il nostro viaggio continua. Per questa quarta puntata di Comuni d'Europa ci troviamo a Casale sul Sile, un comune esteso sulla sponda destra del corso d'acqua, nel tratto dove il Sile esce dalla Marca trevigiana per compiere il suo ultimo tragitto verso il mare. E ci racconti cos'erano i barcaioli e cosa sono e se esistono ancora? Sì che esistono. Io sono barcaiolo assieme al fratello Leodamante e Renzo. Mio papà, barcaiolo, è scomparso l'anno scorso e grazie a mio papà e Camillo Pavan che abbiamo pubblicato questo bellissimo libro che qua si racconta tutta la storia dei barcaioli. Non che ne scampa uno. Barcaioli di Casale, di Casier, di Fiera, di Melma, di Cendon. Questa gente, questi zingari d'acqua. Ho cominciato a 11 anni, il papà, e il primo viaggio che ho fatto è stato quello di andare a caricare con la barca, col burcio, di frumento sul delta del Po. Ecco il primo viaggio. E da allora ho continuato, adesso ne ho 44, adesso faccio assieme al fratello Leodamante, la cognata e la moglie, conduciamo questa azienda turistica sul Sile. La scarsità dei trasporti fluviali di acqua, sì che abbiamo disdetto così, le barche e abbiamo sono passato a lavorare in terra, via. Sono dedicato all'edilizia e di cui ho lavorato sino a 10 anni fa che sono andato in pensione via. Certo che, come diceva il mio genero prima, appunto è piuttosto nostalgico a tornare a parlare ancora dei vecchi tempi quando si navigava. Era ben diverso di queste perché adesso sono tutte motorizzate, allora invece purtroppo i motori non c'erano, via. E cosa prova a vedere queste grandi barche? L'ho provata ancora 10 anni fa, appunto, quando ho smesso di lavorare nel mio mestiere, e sono venuto così a fare qualche viaggetto, Era veramente palpitante perché prima si andava a remi, appunto, si andava col vento, con la vela, più volte trainarla con le spalle naturalmente, fare da cavalli via per tirarla avanti. Adesso montare qui, trovarsi con barche del genere, prima erano in legno, queste sono in ferro, prima senza motore come ripeto e adesso sono i motori, ci sono i telefoni, c'è tutto, ci sono tutte le comodità e via. E la sua vecchia barca? È a fondo, si trova a Casier. Si trova a Casier, il San Domenico si chiamava, e si chiama tuttora il San Domenico, ma è a fondo, proprio la si vede vicino alle cave, al deposito di ghiaia di Tiso. Volevo sottolineare